Mamma mia, quanta polvere. Buongiorno Fioi. No, ho detto stamattina sfrutto un po' i vantaggi del mio lavoro, di questa vita che mi sono costruito, uscì a fare un po' quello che voglio, perché ok, sì, abbiamo sempre detto in passato è necessario crearsi delle discipline, quindi delle regole per non vivere nello sbando, nell'ozio e via discorrendo, ma insomma, alle regole ci vuole anche l'eccezione, quindi sì, ok, un giorno lavorativo come tutti per poter dar modo al cervello, questa è una cosa che abbiamo affrontato in passato, di potersi godere, di poter godere del fine settimana, ok? Perché il piatto non lo apprezzi se non hai la fame. Questa è una legge che nessuno può cambiare, esiste da sempre. E ora ho detto, ma sì dai, faccio sto unboxing, no, veloce, mi hanno mandato questa telecamera 360 gradi tipo Xiaomi 360 per capirci, costicchia, quindi in linea teorica dovrebbe essere una telecamera di qualità, lo sento dal peso, anche se per carità non è sinonimo che una cosa pesante sia una cosa necessariamente di qualità, basta mettere dentro un fiato e piombo, insomma non è che dopo aumenta le prestazioni. No vabbè, scherzi a parte, è in 4K, tutte quelle cose lì, intelligenza artificiale eccetera. Quello che a me interessava da vedere su questo camper è se è da esterno, perché io avevo parlato di questa cosa quando me l'avevano proposta e io gli ho detto guarda ne ho già, però se è da esterno sarebbe interessante. Se così non è, la regalo a Alessia. Se invece così fosse, questa è la cosa interessante per te, la proveremo sul camper. È da studiare bene un posto, sino al 360 gradi non puoi farlo perché un camper è lungo 7 metri, quindi già il davanti e dietro te lo scordi. Vabbè, vedremo. Mi hanno mandato anche una schedina a 512 giga, in quanto, notizia utile per i maniaci del controllo, questi dispositivi ti consentono anche di vedere cosa è successo nel passato. Ecco, a proposito di controllo e manie di controllo, aspetta perché sto registrando con la Sony video di questa cosa a cui faccio riferimento, li ho fatti col telefono, vabbè vedremo di capirci. Io praticamente avevo provato il tracker integrato della Toto X10, no? Che è quell'autoradio per camper moderna, per camper anche per auto, e ho scoperto, te lo dico subito, che non funziona ovviamente quando è spenta, ok? Quindi dovrebbe essere sempre sotto corrente, il che è impossibile perché consuma troppo, quindi il tracker è una mezza minchiata, anzi anche 9 decimi di minchiata. Per un decimo di minchiata di non minchiata si salva, perché insomma può essere interessante, siccome tiene lo storico, vedere il giorno tot, scegli tu il giorno, il percorso che hai fatto. Ovviamente ripeto deve essere acceso, se lui è acceso registra tutto il percorso che fai, te lo puoi guardare su Google Maps, puoi fare quello che vuoi, insomma ecco, quindi è relativamente interessante, oppure è interessante ed utile nel caso in cui tu nel camper o nell'auto lo metti sotto chiave, come le macchine moderne, insomma, cioè le macchine moderne nel senso le macchine quelle che ce l'hanno di serie, ossia tu giri la chiave e si accende da solo, cosa che io nel mio non voglio. Allora in quel caso sì, il ladro gira le chiavi o comunque fa partire l'alimentazione e si accende anche quello, allora inizia a fare il tracker, ok, allora in quel caso sì. Però nei casi dove tu come me hai voluto il strafante sottopulsante, perché sono robe che c'ava comunque un ampere ora, ok, e nella batteria motore un ampere ora anche no, e forse anche più di un ampere ora, e pertanto sì, così appunto. Nota sotto in didascalia, ho messo appena alzato dal letto. Cos'è sta roba? Ah no, che pesava erano i cavi. Sta moda degli unboxing, Dio, non che fosse quella la roba importante, ma sai quante persone ha anche sì un'altra telecamera, 2 telecamere, ma sai che ripeto se è da esterno è veramente molto interessante. Questa è una dashcam, non è una telecamera di sorveglianza, è una dashcam, ok? Quindi boh, aspetta, no, però c'è scritto wifi, quindi non posso, adesso vediamo. Il cavo per l'altra telecamera ovviamente è talmente corto che non potrò utilizzarlo dietro. Simpatica, però si spegne, forse aveva finito la batteria. Vedi l'amperometro qui nel camper, 0,90 quando si accende, 0,5 circa quando è in stand by. Vabbè, diciamo già che non funziona,
perché devo connettermi al suo hotspot wifi, ma nella rete non vedo nessun hotspot wifi. Vediamo anche dal Mac, no, vedo solo il mio iPhone e il wifi del pulmino. Mi dispiace per gli amici della 70 mai, ma io credo, cioè, do un consiglio così gratuito: se inviate delle cose a qualcuno, perché questo deve farci la pubblicità, è nel vostro massimo interesse che tutto funzioni. Quindi, a parte semplificare la vita al massimo dando delle istruzioni utili eccetera a chi andrà poi a provarvi il prodotto, soprattutto, ve lo dico perché ci ho lavorato anche io in grandi aziende, bisogna provarlo il prodotto, porca miseria, bisogna essere sicuri al 1000% che sia perfetto, poi lo si chiude e glielo si manda, anche perché è un prodotto test, voglio dire, che lo guardano tutti dopo, porco cane. Per carità, sarò stato sicuramente sfortunato a ricevere un prodotto danneggiato, però sinceramente non me la sento di consigliarlo, ecco. No, niente, continua comunque a non essere mostrato connesso al PC. No, non è connesso al PC, è connesso alla corrente, ragazzo mio. Cioè, non è il PC, è il pulmino. Cioè, bocciatissimo. Dai, via. Ah, che bel cagnetto vecchio. Stai mangiando la foglia? La foglia qua si è sgonfiato parecchio, ogni tanto butto fuori un po' di pus, ma le metto sempre la crema apposita, l'Hypermix, che allontana le mosche, uccide le eventuali larve e cicatrizza. Aspetta, hanno rifatto un po' l'area camper nuova, no, è uguale, però sembra abbiano sistemato il carico e scarico e la corrente ora credo sia a pagamento, mi pare. Vediamo. Sì, vabbè, ciao, per fare il carico ci vogliono tipo 6 ore. No, è quello linea funzionante. Ok, sì dai, hanno ripristinato anche la corrente, è sempre utile. Adesso però devo scoprire se c'è una buona pizzeria, un qualche buon posto dove andare a mangiare qua a San Stino. E noi camperisti li cambiamo sempre, a parte li cambiamo, insomma, se uno sta qua una notte assapora meglio il posto se va anche a mangiare in un posto locale, insomma, ecco. Bah, qua dal centro saranno 200 metri, sì, 200 metri. Comunque cammini per queste viette. Ah, questa è l'area camper di San Stino di Livenza, se non l'avevo detto. Il problema di questo stupidissimo bottone è che non è che puoi tenerlo neanche premuto, perché se tu lo tieni premuto si blocca tutto, devi premerlo e rimollarlo più o meno 1000 volte prima di fare il pieno. Butterà fuori 2 litri al colpo. Ho fatto una messa cassata perché sì, vabbè, il come si dice, il detersivo per pavimenti porca puttana, non riesco più a sciacquare. Sto qua che sto facendo andare di continuo il water, che è quello che butta più acqua, e ho anche lo sfiato aperto. Però ragazzi, infinito, ma pare che candid camera di quello che si fa shampoo in spiaggia e che altro de nascosto, de scondione, che butta altro shampoo in testa, accidenti, non finisce più. E via, eccola, vai, porca miseria. Vabbè, se non altro i tubi delle nere nuovi, cioè sa proprio da profumo, quando scarichi le nere sa da profumo. No, sono stato mona più che altro per il fatto che ho 2 serbatoi, potevo farne prima uno dopo l'altro, proprio mona. Pausa a... indovina? Guarda. Bravo, hai capito. Sei nell'area camper di Maniago. Forse mi sposto stasera. Ti faccio provare un'altra area camper. Nuova. Molto nuova. Talmente nuova che nuova, appunto. Salta l'altra area camper. Mi stanno arrivando appuntamenti di continuo e sono molto pieno di lavoro. Sto pensando, mentre lo dicevo, se sono contento oppure no di questa cosa. Cioè, c'è tanto lavoro, È quello che... per il momento direi di sì, per il momento, poi non so. Ma e chi ero io per non prendermi l'influenza intestinale? Cioè, potrò prenderne un pochino anch'io. Mangio in ufficio. Ripeto, mi fa paura questa cosa. Cioè, io quando penso a una persona, a un cliente
che non sento magari da mesi, perché porca troia, lo penso, mi chiama entro mezz'ora. Sta roba mi dà abbastanza fastidio. Sembra che funzioni solo con le persone, cioè non ha senso. Cioè una persona pragmatica come me, nel senso pratica, ok, non vi crede tanto a ste robe, però cioè, sono infinite, come si dice, cose che accadono così, però non funziona se io ci penso, funziona se mi viene in mente una roba. Jung aveva scritto un qualcosa su questo, però Jung era uno anche un fiastrambo, cioè era allievo di Freud, però dopo si è buttato un fiato su stravaganterie. Ormai questa settimana è andata così. Mamma mia, è da ieri mattina alle 8 che lavoro come un nero. No, aspetta, i neri non lavorano. E ora, cazzo, essere uscito e vedere le cose così mi pare di essere su un videogioco 3D, porco cane. No, aspetta, ho detto una cosa bruttissima, mi correggo. Allora non è vero che i neri non lavorano, da noi non lavorano, o meglio, vabbè, fanno lavori tipo spazzatori, rapinatori, quelle cose lì. Però in altre parti, tipo anche in Friuli, ripeto, in Friuli ne vedi che lavorano, ma lavorano. Aspetta che qua hanno sempre gli animali strambi, cosa c'è allora? Quel pappagallo lì e lo scoiattolo! Ciao scoiattolo! Ecco, cricetti e panteganai vari. Presente, averne uno in campers, tu spusa. Vabbè, alla fine è quasi come non fossi neanche venuto qui. Perché se stai tutto il tempo chiuso a lavorare, cosa te ne frega, dici, di essere a Maniago piuttosto che in qualsiasi altro posto? Non so, sai, mi sento comunque... non lo so descrivere. Comunque è diverso, è piacevole, vale la pena, insomma, ecco, dai. Praticamente a me piace andare nei supermercati a prendere solo le offerte, così anche se non ne ho bisogno. Sarà per quello che sono ciccione, ho sempre il frigo che stoppa, porca miseria. È che mi dà quel senso di tipo gratta e vinci, cioè non ho mai giocato a gratta e vinci, però una roba del genere, cioè, hai capito? Che dici vai là, cioè non ti serve niente, però entri e prendi solo le robe scontate del 40, 50 e paghi a metà prezzo alla fine, e hai quella compensazione che credo sia tipica del gratta e vinci, credo, o dei Boero, dai. Poi forse a volte sono anche stupido perché lavoro un botto, dopo sto male e devo fermarmi per riposare, cioè male nel senso intestino irritabile da stress. Porca miseria, prima sei era dovilete a schiera, adesso che sei un, come si dice, non un consorzio condominiale, ma sì, dai, un consorzio condominiale. Devo ascoltare di più il mio corpo, cioè la regola tanto lavoro e tanto riposo, cioè lasciare ingrumare le cose, separarle, può andare anche bene, però se non ascolti il tuo corpo, no, cosa significa? Che ci sono momenti, periodi in cui magari fisicamente o psicologicamente puoi lavorare di più, altri che non ce la fai, insomma, ecco, ti senti meno in forma, quindi è una minchiata lavorare troppo perché ti ammali, cioè ti ammali nel senso ti deperisci. Il discorso è prima, guarda qua a sinistra, vedi? Tac, un spritz e sto meglio. Perché dici, è l'alcol che ti fa stare bene? No, assolutamente no, è nocivo l'alcol, è tra virgolette un veleno. Però ti inganna il cervello, toglie lo stress se tu non sei capace di farlo da solo. Ok, è una specie di medicina, una cosa brutta da dire, però è così, fai prima di imparare a guardare la realtà in faccia. E funziona, quindi capisci che il problema probabilmente sei tu, che devi imparare un attimo a calmarti, fly down, vola basso. Perché dico fly down che siamo in Italia? E basta. Michelle, my love, these are words that go together well, my Michelle. Michelle, my belle, sur les mots qui vont très bien ensemble, très bien ensemble. I love you, I love you, I love you, that's all I wanna say. Until I find a way, I will say the only words I know that you'll understand. Michelle, my belle, these are words that go together well, my Michelle. I want